Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto dell'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il Figlio tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace del Signore sia con tutti voi. 2 agosto, Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola. È bello vedere la vostra presenza numerosa nonostante il brutto tempo. Avete sentito il desiderio di uscire e di venire a vivere questa esperienza di misericordia e di amore del Signore. E siamo qui tutti poveri a mendicare l'amore del Signore, perché con l'amore del Signore si riesce a vivere meglio, a essere di più, a amare meglio. E allora vogliamo prepararci a vivere questa festa della dedicazione della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. Il serafico padre Francesco, per il suo singolare amore verso la Beatissima Vergine, ebbe sempre particolare cura della chiesetta dedicata a Santa Maria degli Angeli, detta anche Porziuncola, che restaurò con le sue mani. Qui egli prese stabile dimora con i suoi frati, dopo il ritorno da Roma. Qui radunava a capitolo i suoi frati, inviandoli poi per il mondo come missionari di pace. Qui nel 1211 diede origine con Santa Chiara al secondo ordine francescano. Qui concluse il corso della sua vita terrena. Alla stessa cappella, secondo la tradizione, il santo fondatore ottenne la storica indulgenza plenaria detta perdono di Assisi, che i sommi pontefici confermarono successivamente ed estesero a numerose altre chiese. La Porziuncola è stato il luogo più amato da San Francesco, che ripeteva morente: questo luogo è veramente santo e abitazione di Dio. Chi pregherà con fede qui otterrà quanto avrà chiesto. Con questi sentimenti, ecco, ci affidiamo alla bontà del Signore riconoscendo i nostri peccati. Confesso
a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensiero, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti loviamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito di Gesù Cristo, Signore Dio, peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, togli i nostri soli. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo sei, tu solo sei, tu solo sei. Preghiamo. Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria, Regina degli Angeli, e fa che per sua intercessione possa partecipare alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. La sapienza fa il proprio elogio. In mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria. Come un terebinto io ho esteso i miei rami, e i miei rami sono piacevoli e belli. Io come vite ho prodotto splendidi germogli, e i miei fiori danno frutti di gloria e ricchezza. Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. Eterna, sono donata a tutti i miei figli, a coloro che sono scelti da Lui. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi vale più del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Cose ha fatto per me l'Onnipotente. Alleluia, alleluia, alleluia. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Parola del Signore. Ecco, oggi noi riceviamo questo dono, questo regalo che ha fatto Francesco e la Chiesa ha fatto suo. Ecco, questo proposito di ricordarci che possiamo ottenere l'indulgenza plenaria, ecco, per tutti i nostri cari defunti. Ai tempi di San Francesco, per avere questa indulgenza plenaria bisognava andare in Terra Santa, ma per andare in Terra Santa a quei tempi bisognava fare il testamento, perché non si sapeva se si ritornava sani, vivi, con tutti i pericoli e con la presenza anche del mondo musulmano a quel tempo, pensate. E quindi allora ci poteva andare soltanto dei soldati, dei cavalieri, dei crociati, ecco, potevano ottenere questa indulgenza plenaria, questo dono da applicare a se stessi o a una persona cara defunta. Oppure bisognava andare a San Giacomo di Compostela, in Galizia, in Spagna, a piedi a quei tempi, e anche lì era molto difficile. Oppure andare a Roma, al Laterano.
ma solo i ricchi potevano ottenerla questa indulgenza, perché si facevano offerte, si compravano ceri, eccetera, eccetera, insomma c'era un po' di commercio. Francesco, nella sua povertà, nella sua semplicità, ha chiesto, quando Gesù in un'apparizione gli era apparso, che cosa vuoi, Francesco, che io ti faccia? Non ha pensato a sé. Non gli ha detto dammi il dono dei miracoli, dammi il dono delle stimate, non gli ha chiesto questo. Gli ha detto guarda Signore, se vuoi darmi proprio qualcosa, perché il Signore ti sorprende con la sua generosità, ti dà di più di quello che tu gli dai. E Francesco ha detto mi piacerebbe tanto che tutti i poveri che vengono qui in questa chiesetta in mezzo al bosco, una chiesetta piccola, insignificante, Santa Maria della Porziuncola, era proprio una cappellina che poi è stata inclusa nel Santa Maria Maggiore della Basilica, fatta nel 1500. E ha chiesto con tutte le persone povere che non possono andare di qua, di là, che non hanno i soldi, i mezzi, eccetera, di ottenere questa grazia dell'indulgenza plenaria. E Gesù gli ha detto vai dal Papa e fatti dare l'autorizzazione, ti mando io. E quando il Papa si è sentito dire che doveva riconoscere questa chiesa insignificante come chiesa di indulgenza plenaria, dove si poteva ottenere l'indulgenza plenaria, il Papa stesso si è meravigliato e gli ha detto ma tu sei un matto? Sei un pazzo, non posso, ma il Signore mi ha detto di venire da te, con questa confidenza così col Papa. Insomma, il Papa e i cardinali hanno approvato, ecco, e hanno confermato. E da 800 anni c'è questo dono da ricevere, da accogliere, da vivere, fratelli e sorelle. Allora noi siamo qui per ottenere questo dono, alle condizioni che la Chiesa ha fissato: avere il cuore libero, un cuore pieno di Gesù, staccati dai peccati, da tutte quelle cose brutte che ci invecchiano, che ci fanno diventare veramente antipatici con il nostro peccato e egoismo. Essere staccati dai peccati, confessarsi oggi, ma anche entro 15 giorni o 15 giorni prima, insomma, la possibilità di confessarsi, di riconciliarsi con Dio, dire il credo, per dire io affermo la mia fede nella Chiesa, in Gesù, una preghiera secondo l'intenzione del Sommo Pontefice per la pace nel mondo. E poi ecco questo regalo che noi possiamo applicare a noi stessi, quindi veniamo condonati da tutte le conseguenze dei nostri peccati. Conseguenze dei nostri peccati. Abbiamo peccato, dovremmo fare un po' di penitenza, ci viene tolta. E questo regalo lo possiamo anche applicare, donare questo regalo anche alle persone care che sono in paradiso. Che cosa possiamo offrire ai nostri cari? Che cosa possiamo offrire? La nostra preghiera, questo pensiero. E il Signore elargisce il suo perdono proprio grazie a questa fede, grazie a questo momento bello di incontro con Lui. Allora ci alziamo in piedi e facciamo la nostra professione di fede proprio per ottenere l'indulgenza plenaria. Credo in un solo Dio, Padre. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato e non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria,
fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato in glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione della vita. Seduti. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo con gioia, o Signore, il pane e il vino per il sacrificio di lode nella festa della madre del tuo Figlio. In cambio della nostra umile offerta, donaci una conoscenza sempre più viva del mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella festa della Beata Semprevergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio, sempre intatta nella sua gloria virginale, ha irradiato al mondo la luce eterna, Gesù Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna
Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Ivo, Paolo, Gianni, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Padre Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. San Francesco diceva: vi voglio mandare tutti in paradiso. Con questa grazia che abbiamo ottenuto, vi voglio mandare tutti in paradiso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Amen. Abbi pietà. Togli i peccati del mondo.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di pronunciare la tua mensa, ma di soltanto una parola. Affidamento a Maria. O Maria Immacolata, Madre di Dio e mia Madre e Regina, a te affido e consacro la mia persona, la mia vocazione cristiana e tutta la mia vita. Perciò rinunzio a Satana, alle sue opere e alle sue seduzioni. Rinunzio ad ogni peccato per vivere nella fede della Chiesa la grazia del mio battesimo e portare con Cristo, con amore, la mia croce quotidiana. Proteggimi, o Madre, da ogni male e guidami nella sequela del tuo Figlio Gesù, nostro Maestro e Signore. Disponi di me e di quanto mi appartiene secondo le intenzioni del tuo cuore di Madre della Chiesa e dell'umanità, alla gloria della Santissima Trinità. Amen. Come Maria al numero 52. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la Madre amata, che vince il mondo con l'amore, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Accetta dalle nostre mani come un'offerta a te gradita i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita. Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole, per riportare in ogni uomo la fiamma viva del tuo amore. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la Madre amata, che vince il mondo con l'amore, e offrire sempre la tua vita
Preghiamo. Ci giovi, o Signore, il convito a cui abbiamo preso parte in questa celebrazione della Vergine Maria. Ci faccia sperimentare più abbondantemente la misericordia del tuo Figlio e ci ottenga di amare per sempre Lui, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa del perdono di Assisi, conceda il Signore la salute del corpo, la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Al numero 159. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore, et je pense aux jours lointains. Et je pense aux jours lointains. Amici, eccoci qua e ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Una giornata, quella di sabato, un weekend abbastanza compromesso, con una ennesima nuova perturbazione che attraverserà il nostro territorio dai settori più occidentali verso i settori più orientali, e anche con dei temporali anche a sud del Po, quindi attenzione, qualche temporale anche di forte intensità, se non addirittura qualche fenomeno intenso ed estremo, anche se soprattutto i fenomeni più intensi ed estremi saranno verso l'Emilia Romagna. Comunque dai settori più occidentali sfileranno queste nuvole minacciose che porteranno rovesci di piogge e temporali verso est, e quindi di conseguenza, a parte il transito delle piogge, cosa succederà? Avremo temperature ancora stazionarie su valori sotto media durante il giorno, quindi non particolarmente caldo di giorno, tutt'altro, anzi con i temporali le temperature crolleranno e farà anche freschino, e il fresco, anzi molto fresco, di notte e al primo mattino, quindi all'alba. D'agosto, concludiamo con un proverbio, d'agosto l'uva fa il mosto. Prepariamoci, arrivederci.